Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Iniziamo la riunione di oggi con i gentleman, una gentleman di proprietà. Sono 5 cavalli al via dopo il ritiro del numero 6. Lo schieramento: 1 Vanda la Guapa, Giuseppe Peralta, 2 Velina Sì, Ilaria Vecchi, 3 Ultimo Lord, Roberto Tommasini, 4 Ulisse LL, Andrea Orlandi, 5 Uragano del Pino, Patrick Romano, quindi solo 5 cavalli al via. Tutti a rete i gentleman proprietari di questo premio Idosio, trofeo valido per il trofeo Croce Rossa Italiana. La rottura di Uragano del Pino, anche Velina si sbaglia, quindi è Ulisse LL che prende il comando con Andrea Orlandi davanti a Vanda la Guapa, poi Roberto Tommasini si accoda con Ultimo Lord in terza posizione, mentre molto attardati i due fallosi. Siamo sulla curva con in vantaggio Andrea Orlandi, Ulisse LL, primi 200 metri passati in 14,7, in seconda posizione Vanda la Guapa con Giuseppe Peralta e poi Ultimo Lord in terza, mentre a direi almeno 80 metri gli altri due, con Uragano del Pino che cerca di ricongiungersi ma sono molto lontani. 29,8 il primo quarto da parte del figlio di Uronometro, Ulisse LL, con Andrea Orlandi che ha preso un paio di lunghezze di vantaggio da Vanda la Guapa, che ora cerca di riportarsi sotto trascinandosi Ultimo Lord. 600 in 45,8. Ora siamo al passaggio davanti alle tribune con Ulisse LL, si gira Andrea Orlandi, non vede nessuno. Vanda la Guapa è a un paio di lunghezze davanti a Ultimo Lord, la frazione qui davanti alle tribune in 15,4, viene fuori un primo giro in 1,1,2. Ulisse LL, saldo battistrada. Vanda la Guapa sempre lì che si sta riavvicinando al pari di Ultimo Lord. Ulisse LL sta per percorrere il primo chilometro, intanto viene scuffiato da Andrea Orlandi in 1,17 secco. La messa sul ritmo con Vanda la Guapa sempre seconda che cerca di riavvicinarsi, poi Ultimo Lord. Siamo a 400 metri dalla conclusione, paletto di là in 15,1, Ulisse LL in vantaggio, Vanda la Guapa che si avvicina minacciosa, poi Ultimo Lord, gli altri ancora a distanza siderale. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Vanda la Guapa che si accenna a spostare all'esterno del battistrada, ultima curva in 15,8, Ulisse LL, Vanda la Guapa, poi anche Ultimo Lord, ultimi 100 metri, ci prova Giuseppe Peralta con la Saura, ma Ulisse LL ancora in vantaggio, ultimi 50 metri, Vanda la Guapa ci prova e sul palo Vanda la Guapa viene a vincere su Ulisse LL. Al terzo posto Ultimo Lord. Bella vittoria del gentleman trapanese Giuseppe Peralta, che è venuto a vincere con Vanda la Guapa dopo aver pedinato il battistrada e l'ha giustiziato proprio sul palo. Rivediamo con la figlia di Love You che mette mezza testa davanti all'avversario e viene a vincere alla quota di 3,43. Il training è quello di Battista Congiu.